Sono qua a Belluno e questo è già un segnale di attenzione, ha detto il vicepresidente del Veneto, che non nega che i problemi ci sono, ma aggiunge che le risorse sono sempre meno. Da fine anno l'Alto Bellunese vive ostaggio di blackout sempre in agguato, basta poco per restare al buio, isolati dal mondo. Cosa dice la regione? La montagna è una risorsa nel momento in cui la parola turismo diventa economia, ma se vogliamo fare economia, fare cultura e fare turismo dobbiamo poi proteggere i territori. Ecco che allora la legge sul consumo del suolo che faremo servirà a questo, ecco allora che investimenti mirati per rendere sicuro il nostro Veneto sono importanti. Ma allora perché non dare attuazione all'articolo 15 dello Statuto regionale che riconosce, ma ancora a parole, la specificità della provincia di Belluno? Al di là delle forme, quello che conta è la sostanza. La sostanza è non perdere tempo con le parole e fare i fatti. E allora credo che mettere in sicurezza il territorio, garantire interventi seri, fare gli interventi che servono, vada prima delle parole, delle chiacchiere, utili sicuramente per il futuro, ma oggi c'è un momento contingente importante che va sfruttato e va analizzato e va soprattutto riempito di contenuti. Punta dritto sul concreto il consigliere bellunese del Partito Democratico, che chiede invece alla Regione di provvedere al più presto per evitare il ripetersi di quanto accaduto. È necessario avere una norma, e io penso che la Regione possa e debba farla, che faccia sì che le linee elettriche siano in salvaguardia rispetto alla caduta degli alberi e anche le strade, cioè bisogna fare fasce di rispetto e non preoccuparsi del bosco.